La rete di soccorso lungo il litorale iesolano, provincia di Venezia, una delle spiagge più frequentate d'Europa. L'importanza dei defibrillatori automatici esterni presenti nel territorio comunale e la sensibilizzazione relativa ai rischi che comportano i tuffi dai pontili. Sono stati gli obiettivi di una mattinata denominata Emergenza al mare a cura degli enti e delle istituzioni del territorio coinvolte nel progetto. A sottolineare l'efficacia degli interventi due diverse dimostrazioni di soccorso a persone colte da malore. La prima sulla spiaggia rianimata con defibrillatore e quindi consegnata agli addetti del pronto intervento sanitario. La seconda in alto mare, con l'intervento della Guardia Costiera, quindi il passaggio ai bagnini e la presa in carico sempre degli operatori del SUEM 118. Noi nei nostri 57 km di costa che vanno dal Tagliamento a Punta Sabbioni abbiamo 3 punti di primo intervento oltre al pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo. Ogni 15 km c'è un punto attrezzato per l'urgenza e emergenza. Ovviamente serve la collaborazione in primo luogo dei bagnini, delle loro torrette che sono attrezzate, della Capitaneria di Porto per gli eventi avversi che avvengono al di fuori. La velocità è uno dei parametri più importanti in assoluto nel salvataggio dei pazienti, perché bisogna calcolare che ogni minuto che passa vuol dire il 10% di percentuale in meno di salvataggio, quindi 10 minuti vogliono dire quasi sicuramente la morte certa. Vuole dire che non sempre il mezzo di soccorso più adatto può essere presente in quel momento, ma la catena del salvataggio è fatta proprio da chi, trovandosi in spiaggia, porta il primo soccorso. Le coste italiane sono suddivise in aree, ogni ufficio costiero di guardia ha un'area di competenza, sono i cosiddetti uffici costieri di guardia. Questa competenza si estende ben al di là delle acque territoriali e fino ad arrivare anche all'alto mare, dove appunto viene fatto un intervento dove c'è necessità e le persone poi vengono trasportate a terra per poi essere affidate alle cure del 118, comunque alle prime cure mediche. Il personale di bordo naturalmente è qualificato per prestare le prime necessarie cure che possono essere comunque rilasciate da personale non specializzato quale medico. 1530 il numero da chiamare con telefono fisso o cellulare. 98 sono i defibrillatori presenti nel territorio comunale iesolano per trasformare la località balneare veneta in una autentica città cardioprotetta. È un progetto importantissimo che entra in sinergia e in collaborazione con l'ASL, con Jesolo Turismo, con l'AIA e con tutte le forze che in città danno un valore aggiunto, danno un coordinamento per far risultare Jesolo sempre più sicura e sempre più alla portata di cittadini e turisti. È importante il progetto che abbiamo avviato qualche settimana fa, per esempio la città cardioprotetta, una città che consente di avere all'interno della città in tutte le piazze estese sul territorio il defibrillatore. Un defibrillatore che è stato messo a disposizione gratuitamente da parte della città insieme all'ASL e che consente nell'arco dei primi 5 minuti di intervento di salvare oltre il 70% delle vite. Infine, ma non meno importante, la questione incresciosa dei tuffi dal pontile dopo alcuni episodi che hanno recentemente acceso la polemica. Comune e USL hanno diffuso un video per informare sui gravi rischi alla salute in seguito ad una bravata. Dopo le polemiche dell'anno scorso, quest'anno c'è stata una forte sensibilizzazione. Voglio ringraziare il Comune, in particolare il Comune di Jesolo, che ha aderito all'iniziativa. Bisogna informare i giovani che tuffarsi dal pontile significa rischiare di rimanere in una carrozzina per il resto della vita. Per fortuna quest'anno, grazie a questa attività, non abbiamo avuto ancora questi casi gravi. C'è stato qualche caso anche l'altro giorno a Cavallino Treporti, però è andato tutto bene. Non è pensabile che un ragazzo di 18-20 anni, anche meno, per una stupidaggine, perché ha bevuto un po' troppo, si tuffa da un pontile dove non sa che la sabbia è a pochi centimetri di distanza dal livello del mare e può avere delle conseguenze talmente gravi da rimanere in carrozzella per tutto il resto della sua vita, cosciente che per pochi secondi ha rovinato la propria vita.